preparo qualcosa da portar via. C'è la frittata di ieri sera. Lascia stare, sono un po' di giorni che la finanza non ci dà pace. Riscalda il latte piuttosto che debba andare via prima. Hanno anticipato il giro di 2 ore. Quando ora potrò smettere di attizzare il fuoco e di spaccacciocchi. Eppure il gas siamo riusciti ad avere. Oggi ce l'hanno in tutte le case. Sempre ho il pericolo di queste bombe sotto il materasso. Ma non ti basta il tuo babbo rovinato per tutta la vita? Ma è colpa mia se Guardiano delle Cavi Tritolo non me ne vende punto. Esplosivo, se vogliamo mangiare, tocca trovarlo in qualche modo. E ringrazia che ancora ci sono queste bombe. Il parroco mi ha detto che ci hanno rilevato dalla lista delle case nuove, per quello che tu fai. Io non lo dico mica per me, ma queste povere creature. Ma i soldi per le reti non ce l'ho. E ancora ho da pagare quelle che presi col Beppe, che sono durate 3 mesi. Sai che ti dico? Speriamo che i figli si cerchino un lavoro in città. Sì, sì. Intanto dobbiamo vivere qui e non in città. Ma con te è tutto inutile. Senta, Sì, dica. come va la pesca? Va male, male, malissimo. Come mai? Ci sono tanti motivi. Ci sono, anzitutto il tempo. Non si lavora sempre. Per noi che abbiamo le barche piccole, quando il mare è cattivo, non si esce tutto l'anno. Poi ci sono le reti di nylon che distruggono tutto il pesce, bianco, tutto. E poi ci sono i ramponi che sconvolgono il fondo. E il pesce ve lo pagano bene? No, malissimo, pochissimo. Perché noi che lavoriamo veramente avremmo diritto a più guadagno. Passi per troppe mani. Ma è vero che esistono ancora i bombaroli? Pare di stare in guerra qui. E lei che ne pensa? Poveri disgraziati. Chi non ha capitali, non ha reti, se ha una famiglia deve campare pure lui. E poi è gente di mare come noi.
me? Come ha perduto le mani? Con le bombe. In guerra? Pesca di frodo. Ma non è proibito pescare. Sì, la legge è proibita. E l'hanno mai preso? Circa una decina di volte. Senta un po' quanto esplosivo ha fatto saltare. Circa 10 quintali. Le mani le ha perdute tutte e due insieme. Una 25 e una 35. E come è accaduto? Sulla miccia. Ossia? Sulla miccia che ha fatto la scintilla. Non si è accorto che si era accesa e è esploso. È esploso. E la seconda volta? Lo stesso. Si prende molto pesce con le bombe? Ma un po'. Ma il tritolo per fare le bombe dove lo prendete? Un po' qua, un po' là. Cosa vorrebbe che lo Stato facesse per lei? La pensione. E che tipo di pensione? Civile. Per invalidi? Civile. Solo civile. È vero che esistono ancora i bombaroli?